Sei favorevole o contraria al 1° maggio aperti i negozi? Contraria, Perché? perché è la festa dei lavoratori. Quindi non farà shopping lei domani? No, ovviamente. Centri commerciali, grande distribuzione, catene multinazionali del commercio. Sono circa 30.000 i lavoratori in Veneto che si trovano a fare i conti con un 1° maggio da trascorrere sul posto di lavoro. Sono pochissime, 3 o 4 in tutto, le catene che hanno deciso di tenere le serrande abbassate nel giorno della festa dei lavoratori. Per tutti gli altri, orari normali, servizi garantiti e in alcuni casi chi lavora lo fa per scelta volontaria. Tra liberalizzazione e ponte festivo che attira più clienti e corsa all'apertura. La ricorrenza del 1° maggio diventa sempre la festa non più dei lavoratori, perché che cosa festeggiano i lavoratori che devono essere costretti a lavorare, che le condizioni di lavoro sono sempre peggio. Porte aperte nei principali centri commerciali della regione, dalla nave De Vero di Marghera all'outlet di Noventa di Piave alle Corti Venete di Verona. La novità è che sempre più negozi dei centri storici stanno seguendo questo esempio. Esercizi commerciali medio-piccoli o catene di negozi che occupano le vie della città rimarranno aperti con buona pace della tradizione. I lavoratori devono sapere con anticipo quando lavorano e quando non lavorano. Una programmazione seria permetterebbe di risolvere molti degli aspetti critici della situazione attuale, sapendo che tra l'altro tenere sempre aperto probabilmente anche dal punto di vista economico non è proprio un vantaggio. Per i sindacati la scelta della grande distribuzione non è vincente. Numerose catene hanno annunciato piani di ristrutturazione e tagli. Non è sempre detto che anche alle proprietà rimanere aperti convenga. La grande distribuzione è quello che deve essere il nuovo modello diciamo, dei centri commerciali e anche queste grandi aggregazioni che sostituiva il negozio di vicinato, non è vincente. Dovrebbe essere lo Stato italiano a intervenire e far sì che questa festa sia goduta da tutti i lavoratori, perché è un diritto che è stato acquisito negli anni. Sono sempre aperti, per cui non fa molta differenza. Capisco che chi lavora avrebbe il diritto anche di festeggiare questo 1° maggio. Il portafoglio è chiuso per domani.